Buon pomeriggio da parte di Franco Servetto, siamo con Replay Tele Europa Network, siamo arrivati al 29 marzo 2021. Io do il buon pomeriggio a Stella Battaglia che riabbiamo con noi. Buon pomeriggio a te Franco e a tutti voi che ci seguite. Siamo nella settimana santa, stiamo per arrivare a Pasqua. Sì, è proprio così Stella. Noi oggi andiamo a fare delle riflessioni, dei bilanci su quelle che sono le squadre naturalmente di Serie B. Mi riferisco naturalmente al Cosenza e al Crotone, poi parleremo anche della Serie C, perché la Serie C, come sai, è giocato. Il Catanzaro ha pareggiato contro la Turris per 1-1, mentre la Vibonese di mister Roselli ha battuto il Teramo per 3-1. Avremo poi molti collegamenti proprio per mettere a fuoco la situazione delle squadre calabresi. E allora, io ti do subito la parola, vai a presentare gli ospiti. Grazie. Grazie a te Franco, buonasera amici sportivi e benvenuti nei nostri studi televisivi. Vi ricordiamo per interagire con noi di selezionare il numero 345 921 1221, cercheremo di rispondere a tutti i vostri messaggi. Allora, così come ha detto Franco, apriamo questa puntata con una classifica deficitaria per il Cosenza che ci fa riflettere e sperare in risultati positivi. E se la speranza è l'ultima a morire, attendiamo con ansia la gara del 2 aprile tra Cosenza ed Ascoli. È un momento delicato anche in casa Ascoli. Il tecnico Andrea Sottil sta pensando ad un cambio modulo per la sfida contro il Cosenza. Una cosa è certa, per centrare la salvezza i rossoblu devono assolutamente cambiare marcia. Ma vediamo cosa ne pensano i nostri ospiti in studio per i prossimi appuntamenti. Allora vado subito a presentare e ringrazio di essere qui Francesco Pirillo, giornalista. Ciao, buonasera, grazie a voi. Ciao Francesco. Grazie Francesco. E qui al mio fianco Pier Giorgio Giorno da Lupi si nasce. Grazie per aver accettato a entrambi il nostro invito. La parola a te Franco. E allora mi pare che Stella sia stata molto chiara, insomma il Cosenza in questo momento ha delle difficoltà, la Regina invece è in un'ottima posizione. Cosenza dovrà disputare poi il campionato, riprenderà, lo ricordiamo, il prossimo 2 aprile, ci saranno 2 gare ravvicinate. La prima in casa contro l'Ascoli e poi a seguire il 5, il giorno di San Vincenzo, ci sarà Cosenza Cremonese. E mentre la Regina avrà 2 partite in trasferta, però la Regina, insomma, alla Regina mancano pochi punti per arrivare alla permanenza in cadetteria. Io farei un primo giro con Francesco e con Pier Giorgio per focalizzare al momento la situazione del Cosenza. Poi avremo Alberto Urban, ex calciatore bandiera del Cosenza, anche lui, che insomma è stato molto richiesto dai nostri telespettatori. Io lo vedo già sul monitor di servizio. E allora partiamo subito con Francesco Pirillo, poi con Pier Giorgio e poi daremo la parola ad Alberto Urban. La situazione dopo questa settimana di sosta, diciamo che siamo arrivati ad una sorta di bilancio definitivo della stagione, nel senso che la prossima partita al 90-99% è la partita del dentro fuori. O si vince con l'Ascoli per continuare ad alimentare la speranza di tirarsi fuori direttamente, oppure di disputare il play-out, oppure a quel punto si fa decisamente dura, visto anche il calendario che poi aspetta il Cosenza. Diciamo che è una situazione che, io sono venuto un paio di volte qua da te, è una situazione che purtroppo va avanti da inizio stagione, quindi non è una questione che andiamo ad analizzare nelle ultime settimane, è una sorta di lenta agonia che va avanti dal mese di ottobre. Si sperava che con il mercato di gennaio qualche correttivo poteva essere apportato ad una rosa che non era riuscita comunque a dimostrare la sua concretezza nella prima parte del campionato. Questa svolta non c'è stata a gennaio. Diciamo che il filo conduttore di questa lunghissima serie di pareggi, poi intervallati ogni tanto da una vittoria ma anche da alcune sconfitte, portano il Cosenza a vivere un finale di stagione decisamente delicato. Thrilling, un finale thrilling. Un finale thrilling dove appunto la prossima partita sarà probabilmente la partita decisiva, e poi bisognerà capire anche che cosa succederà poi a seguire.
Sentiamo Pier Giorgio e poi diamo subito la parola a Stella ad Alberto Urban. Vai Pier Giorgio. Come ha detto Stella, siamo nel periodo pasquale, quindi sarà veramente un fine settimana di passione, dico io. Ma tu hai capito che si gioca il 2 la prossima a San Francesco? È il giorno di San Francesco, quindi ci dia una mano, come dicono tutti i nostri cari amici telespettatori. Sì, appunto sarà un fine settimana di passione, perché il Cosenza non solo gioca venerdì, ma poi gioca il lunedì dell'Angelo, quindi a Pasquetta, sì, San Vincenzo. Quindi giocheremo contro Ascoli e Cremonese, secondo me una grossissima fetta di salvezza, come ha detto prima Pirillo. Sì, ma posso chiederti se sei positivo nei tuoi, diciamo, come dire, pastoni o fondi su Cosenza Post? Guarda Franco, io credo, e qua lo dico, credo che a 8 giornate dalla fine, sì, è vero tutto quello che si dice sulla gestione di Guarascio, di Trinchero, o Chiuzzi sì o Chiuzzi no, leggo un po' l'umore, sì, anzi il malumore che c'è sui social. Però credo che a 8 giornate dalla fine, secondo me, ormai questi siamo. E questi rimaniamo. E questi rimarremo fino a fine campionato. Quindi tu sei positivo, vedi il bicchiere come lo vedi? Guarda, il bicchiere attualmente non è né mezzo vuoto né mezzo pieno. Fortunatamente abbiamo, dico io, il destino nelle nostre mani, o meglio, nei nostri piedi. Cioè, nel senso, se tu hai la forza, hai il coraggio di battere in casa Ascoli e Cremonese, allora ancora ti puoi salvare oppure puoi passare per i play-out. È chiaro che se non dovessi vincere né con Ascoli né con Cremonese, allora seguiremo questo bicchiere da mezzo pieno diverrebbe quasi totalmente vuoto. Alberto Urban, buon pomeriggio, eccolo là. Ciao Franco. Hai sentito l'analisi dei colleghi di Francesco Pirillo e di Pier Giorgio Giorno? Sì, concordo tutto, un abbraccio anche a loro. Grazie. Certo è arrivato il momento che dobbiamo cambiare pagina. Ho sentito tante volte dire i conti li facciamo alla fine. No, i conti bisogna farli ogni partita, perché poi tante volte alla fine poi non si trovano. Sì. Quindi dobbiamo adesso iniziare con questa partita con l'Ascoli, che è una partita fondamentale non solo per guardare sopra, ma per staccare l'Ascoli, e questo non è poco quello che sto dicendo. Credo che in questi 15 giorni si è potuto lavorare molto bene. Sappiamo che Roberto Chiuzzi è un lavoratore, dunque credo abbia avuto la possibilità di sistemare le cose, quelle che non andavano bene, e speriamo tutta questa partita. Io credo, Franco, è sempre meglio fare una partita alla volta, fare i conti ogni fine partita e poi parlare dell'altra. Quindi dice fare i conti una partita per volta, sono d'accordo pure io Francesco, perché adesso inquadriamo l'Ascoli, quest'Ascoli che è in netta risalita. Sottile, avete seguito il discorso della blasfemia? Tiritiello che è stato pizzicato dalle telecamere di DAZN, guarda caso non so chi era anche l'addetto della Procura Federale che ha segnalato la situazione, o meglio DAZN ha segnalato alla Procura Federale, e poi Tiritiello ha avuto una giornata di squalifica. La blasfemia invece del signor Sottile, abbiamo visto tutti il labiale eccetera, solamente sancita con una multa. Allora? 2 pesi e 2 misure. 2 pesi e 2 misure. Dice, ma succede pure in Serie A con Lotito, l'abbiamo visto, no? Quindi, con i tamponi, 7 mesi, la giustizia sportiva non è che negli anni ha dato il massimo. Ma non dovrebbe essere uguale per tutti? Dovrebbe. Il problema è che non è. O no? Pier Giorgio, tu che dici? No, io come ha detto bene Pirillo sono due pesi e 2 misure. Per rifarmi anche nell'ultima partita con la Reggiana, il giocatore della Reggiana ha buttato a terra un nostro giocatore. Liozzi. E a parti invertite sono strasicuro che l'arbitro è Rossi, invece lì Aieti niente. Bravo, lì solo un cartellino giallo. Quando si dice 2 pesi e 2 misure, noi siamo la squadra non solo che ha subito più rigori in questo campionato 10 espulsioni, ma quella che ha subito più espulsioni. Poi quando riceviamo però i falli, agli altri vengono solo ammoniti. Il problema è che questo Ascoli verrà molto carico e dall'altra parte ci dovrà essere un Cosenza altrettanto carico. Per fortuna non c'è Dionisi, per fortuna non c'è Dionisi, l'attaccante dell'Ascoli, ex Frosinone, ha giocato anche in Serie A con Frosinone, perché altrimenti sarebbero stati dolori, perché è un gran bel giocatore che è stato squalificato. Stella Battaglia, abbiamo dei messaggi? Sì, abbiamo tanti messaggi. Così facciamo intervenire anche Alberto. Sì, però voglio fare un appello a tutti i tifosi, se mi permetti Franco. Dobbiamo stare vicini, o comunque sostanzialmente tutti i tifosi devono stare vicini alla squadra, nonostante le polemiche dei giorni scorsi e gli striscioni apparsi in città appunto contro il Patron.
contestazioni che sono figlie del momento difficile che sta vivendo adesso la squadra rosso-blu. Chiaramente vincere, lo sappiamo benissimo tutti, è l'imperativo adesso in queste due sfide prossime. Vado a leggere qualche messaggio, Franco? Vai. Ok, sono tantissimi, cerco di leggerne almeno qualcuno. Allora, buongiorno, io rimango sempre del parere che con Occhiuzzi fino alla fine del campionato noi retrocediamo. Certamente ormai si è capito che non sa leggere le partite, e che Guarascio, pur di non spendere più soldi, ci fa andare in Serie C. E questo lo verificheremo a posteriori. Vai avanti. Ok, i calcoli matematici magari li facciamo un po' Brava, bravissima. Con l'Ascoli non bisogna perdere e non è affatto la partita del dentro o fuori. Non caricate troppo la squadra, questo è un telespettatore che la squadra si deve caricare da sé, non ha bisogno dei nostri consigli. Noi dobbiamo chiaramente fare la nostra puntata e parlare un po' delle squadre calabresi. Buon pomeriggio, sono Marcello da Cosenza. Io penso che in questo momento sia il caso di stare vicino alla squadra e alla società per raggiungere in queste 8 finali che rimangono la permanenza in Serie B. Sì. Poi a fine campionato, se sarà il caso di contestare, si farà in modo civile. Ancora altri messaggi, stiamo buttando al macero una promozione ottenuta miracolosamente ed una categoria che rischiamo di rivedere tra 25 anni. Lo vedo un po' tragico questo messaggio. Okay, c'è del pessimismo, l'assunto è questo. Alberto Urban, c'è del pessimismo come vedi dai messaggi che arrivano e come hai sentito? Ma sicuramente sì, la classifica dice questo. Io volevo solo dire che siamo tutti vicino alla squadra, non siamo noi che dobbiamo caricare o scaricare questa partita, perché sappiamo l'importanza che c'è. Io credo che ben vengano magari solo alla società o al presidente le critiche e non ai giocatori, può essere un parafulmine per loro e per entrare in campo più carichi che mai. Benissimo, allora avete sentito i messaggi? Francesco, partiamo da te. C'è l'aria che si respira, è un po' pesantuccia? L'aria che si respira è pesante perché poi i risultati ti fanno diventare l'aria pesante. Se la classifica era un'altra, è ovvio che tutti i discorsi si parlava di altro. Io penso che per quanto riguarda, secondo me vanno scisse le due cose, nel senso va scisso il discorso squadra poi dal discorso dirigenza, nel senso che alla fine è vero che la squadra si sta giocando la permanenza in Serie B, ma la dirigenza secondo me è arrivata al momento in cui deve tirare una linea e deve decidere che cosa fare da grande, perché insomma dopo tanti anni insomma, si è arrivati a tappezzare una città di striscioni contro il presidente, probabilmente un presidente che non è mai entrato in vera e propria sintonia con l'ambiente, perché poi alla fine se queste contestazioni, risultati a parte dico, vanno avanti ormai da 3 o 4 anni, vuol dire che diciamo, il feeling che ci deve essere tra una dirigenza e una città, una tifoseria, non c'è mai stato. Quindi io a questo punto, perché penso che la città sia vicina alla squadra, perché poi alla fine se la squadra retrocede... l'affetto dei tifosi che hanno paura di perdere la Serie B. Se la squadra retrocede, insomma, si perde la Serie B. A quel punto però la società dovrà andare ad assumersi le responsabilità per non averla tutelata questa Serie B. E spiegare il perché poi all'opinione pubblica. Sì. Allora Pier Giorgio, sentiamo? Sì, come abbiamo detto prima, il malumore... Tu hai un po' il polso anche dei tifosi? Sì, il malumore è diffuso soprattutto sui social, però io penso, Franco, come ho detto io prima, a 8 giornate dalla fine, contestare, comunque sono cose che abbiamo detto e ridetto da inizio campionato, abbiamo scritto sempre le solite cose, che la squadra parte in ritiro, che abbiamo un budget, ma non lo dico io, ma Transfer Market c'è della Lega, dice che il Cosenza ogni anno è la penultima o l'ultima squadra come budget speso, quindi sono cose che abbiamo detto e che la gente sa. Quindi a 8 giornate dalla fine, secondo me, io faccio mio l'appello di Kevin Marulla, cioè quello di salvare il salvabile, stringersi intorno alla squadra, perché ancora la matematica non ci ha condannato, anzi io reputo la partita con l'Ascoli, senza caricarla troppo perché poi magari, però la partita con l'Ascoli è veramente fondamentale, perché battendo l'Ascoli
non voglio sbilanciarmi, ma al 60-70% ti garantiresti come minimo un play-out, perché poi tre squadre sarebbero staccate, fai la corsa sulla Reggiana o sul Pordenone, quindi non buttiamoci la zappa sui piedi prima del tempo. Sono anche vere le cose che dicono i tifosi, che vorrebbero magari che il presidente avesse più passione, che spendesse di più, che facesse dei programmi a lunga gittata, però io vado anche indietro e vedo che ci sono piazze anche come Foggia, Catania, Palermo, Bari, Messina, cioè che sono anni che sono lì tra Serie C e Serie D, Bari, che non riescono poi a risalire. Vero. Quindi magari è vero che Guarascio avrà i suoi difetti, però ci sta facendo galleggiare, ecco, uso il termine di galleggiare da 3 anni in Serie B. Ci sta facendo galleggiare da 3 anni in Serie B. Voglio fare una domanda a Pier Giorgio. Vai, e poi diamo subito lo spazio ad Alberto Urban. Sì, Pier Giorgio, come ho detto prima, vincere è l'imperativo adesso in queste 2 sfide. Bisognerà farlo per forza se si vuole restare ancora in Serie B. Sulla graticola, secondo me, dimmi tu insomma se sei d'accordo, ci sono un po' tutti, presidente, direttore sportivo e mister, ma questo è il momento di dimostrare, almeno da parte loro, di che pasta si è fatti. Sei d'accordo? Sì, io sono d'accordo con quello che dicono, per rifarmi a un'ultima intervista che ha fatto Occhiuzzi, quando ha detto che l'anno scorso era forse l'unico che ci credeva. Sì. Quindi io mi auguro che quest'anno non sia solo l'unico che ci crede, che abbia caricato, che questa sosta sia arrivata nel momento giusto, perché poi il Cosenza sono 4 anni e a proposito, il Cosenza non parla, lo sapete, no? Non parla il Cosenza. È in silenzio stampa? Non è un silenzio stampa ufficiale, però per ritrovare un po' di serenità. Ma solo questa per settimana? Penso proprio di sì, quindi giusto per chi non so se allora ci sarà la conferenza un po' di messaggi, di eccetera, però al momento quello che sappiamo noi, anche ringraziamo comunque l'ufficio stampa nella persona di Gianluca Pasqua, Cosenza in questo momento, per ritrovare un po' di serenità, per evitare strumentalizzazioni sui social, hanno preferito insomma tacere. Vai, puoi continuare. Sì, io stavo dicendo che ancora ci sono, se Occhiuzzi saprà ricombattere la squadra e l'ambiente come abbiamo fatto nella passata stagione, secondo me ancora ci sono tutte le possibilità per salvare il salvabile. Poi è chiaro che a fine campionato ci dovrà essere un reset, come tutti abbiamo detto, e dei programmi certi, anche perché l'abbiamo ribadito più volte che il direttore sportivo non rinnoverà più il suo contratto con il Cosenza, quindi il prossimo anno come finirà il campionato non si sa se sarà Serie B, Serie C, bisognerà avere sul tavolo comunque dei programmi certi in modo che... È un nuovo direttore sportivo? Credo proprio di sì, Franco. È un nuovo direttore sportivo. Franco, abbiamo lasciato, mi sa, Alberto lì. Sì, infatti lo stavo chiamando. Alberto, vabbè, Alberto resta con noi anche nella seconda parte. Alberto, ci sei? Sì. Sì, sono qua. Hai sentito Alberto, aria pesante eccetera, a te tante volte ti sarà capitato in carriera o poche volte, come se ne esce Alberto, come se ne esce? Ma intanto Franco, che il feeling con il nostro presidente non ce n'è tanto, questo è vero, ma non significa nulla questo, l'importante è che la squadra sia tranquilla, che faccia il suo cerchio lì assieme all'allenatore. Esatto. E abbiamo visto anche a Salerno, voglio dire, Lotito è contestato da tanti anni, e soprattutto quest'anno pur essendo terzo in classifica, ma questo non incide sicuramente sui calciatori o sull'allenatore, e quindi io in questo senso sono abbastanza tranquillo. Noi dobbiamo pensare a giocare la partita, poi i tifosi si lamentano, parlano, però comunque voglio dire sono sempre vicini alla squadra, e questo non è un problema. Questo è vero, è vero. Io credo che questa è una squadra che secondo me è una buona squadra, può lottare alla pari con queste 7-8 che sono lì sotto. Certo, la partita con l'Ascoli non dico che è determinante, però è importantissima, perché vincere contro l'Ascoli significa staccare e lasciare 3 squadre sotto. Senti Alberto, vai. No. Ho una domanda per Alberto. Sì, c'è Stella per te, Stella Battaglia. Alberto, perdonami, a cosa attribuisce il calo di prestazioni non appena ci troviamo in vantaggio? Potrebbe essere la mancanza di giocatori della forte personalità e temperamento, oppure secondo te cos'è? Ma tante volte la paura di vincere, perché questa vittoria avviene pochissime volte, non abbiamo, non riusciamo mai a dare forza ad una vittoria con un'altra vittoria, e questo purtroppo incide anche sulla squadra. Certo, dobbiamo essere bravi tante volte a concretizzare l'unico gol che facciamo. Io porto un esempio della squadra di Gianni Di Marzio, quando facevamo la C1 che abbiamo vinto il campionato,
dico questa squadra perché è conosciuta da tutti giù, e si difendeva in 11 senza lasciare il gioco nel momento in cui eravamo in possesso palla, e venivano, dico questo anche, aumentavano anche diciamo, il giocare bene delle punte, anche se poi magari non segnavi, vincevi solo 1-0. Dunque voglio dire, difendere in 11 e continuare a giocare, questo dobbiamo essere bravi a farlo, perché io ho visto poi quando parliamo tante volte noi non abbiamo la punta a doppia cifra, sto vedendo un attimino qui, voglio dire, il Pordenone c'ha 34 punti e c'ha solo Ciuria che ha fatto 5 gol, sì. L'Ascoli c'ha la punta che ha fatto 8 gol, voglio dire, Ciofani, la Cremonese ha 36 punti e Ciofani ha fatto 9 gol, la Regina c'ha solo Mazzocchi con 7 gol e ha 37 punti, dunque voglio dire, certo che è vero la punta a doppia cifra, perché questo è fondamentale. Dici tu però possono segnare tutti in una squadra, insomma. No, devono segnare tutti, Franco, no, devono segnare tutti, e poi dobbiamo essere bravi tante volte a portare a termine un risultato di 1-0, e questo sta all'allenatore, sta ai giocatori lavorare per poter fare questo. È vero che non si lavora mai in settimana per vincere o per perdere, no? Si lavora per un obiettivo, per creare una squadra importante, per fare la partita, però poi bisogna essere bravi tante volte a difendere in 11, essere con cattiveria quando si ha la palla. E fare molta densità poi nell'area avversaria nel momento in cui l'azione riparte, giustamente. Bravo, è questo, perché comunque la prestazione anche degli attaccanti e dei centrocampisti era positiva anche quando giocavamo con Di Marzio, voglio dire. Sì. Questo dobbiamo essere bravi, una volta che si fa l'1-0 portarlo a termine, perché io ho visto, sono altre squadre come la Regina, come il Frosinone, come il Pordenone, hanno fatto 3-4 gol in più di noi, non è che hanno fatto 40-50 gol, voglio dire. Sono stati bravi proprio a finire la partita sull'1-0. È vero, mantenere il risultato. E allora Alberto resta con noi, quindi? Sì, Alberto, tu puoi restare con noi, perché dopo abbiamo Mimmo Toscano, Nella seconda parte abbiamo l'ex allenatore della Regina, metteremo a fuoco la situazione del Cosenza, parleremo della Serie B, di quella che è la zona retrocessione. Non so se dobbiamo andare in pubblicità. Sì, infatti Franco, ti interrompo, andiamo qualche secondo in pubblicità, mi raccomando, non cambiate canale. Ok, allora seconda parte, Stella, di Replay. Sì, non ci avevano avvertito che stavamo tornando in studio e quindi stavamo chiacchierando e ridendo. Benissimo, sì, perché arrivano un sacco di messaggi. Allora, Stella, vogliamo leggere qualche altro, così poi ci mettiamo in collegamento con Mimmo Toscano, ex tecnico di Regina, Cosenza, Avellino, così vediamo Novara, un attimino come Feralpi Salò, aiutatemi, Ternana. Vediamo Mimmo come vede queste gare con il Cosenza, le prossime gare. Allora andiamo a leggere qualche messaggio, sono davvero tanti. Allora, subiamo tantissimi tiri in porta e ne facciamo pochissimi. Sì, è una statistica del Corriere dello Sport che è uscita ieri e in effetti poi è stata ripresa da tantissimi siti online. No, volevo spiegare questo. Sì. Il Cosenza insieme alla Reggiana ha subito 167 tiri in porta e praticamente c'ha la settima difesa del campionato di Serie B, e questo è un dato molto importante, però la gran parte di questi 167 tiri, ogni 5 tiri praticamente c'è stato un gol, quindi questo significa che la parte più importante l'ha fatta il portiere Falcone. Ok, grazie Franco, almeno abbiamo specificato anche il messaggio. Ho chiarito un po' la storia. Non è arrivato finalmente il momento di schierare sia Sciaudone che Tremolada più avanti? Giocare con una sola punta ed inserire un mediano in più come va. Poi dicono ciao a tutti, mi spiace contraddirvi, ma i tifosi del Cosenza sono più che attaccati alla maglia e lo hanno dimostrato con i fatti. Piuttosto calciatori e tecnico dovrebbero affrontare le gare con un piglio diverso. Ma noi abbiamo detto questo, è la grande passione dei tifosi che li porta ad essere preoccupati. Vabbè, molto probabilmente non seguono proprio il programma dall'inizio, magari ci sentono parlare. Allora abbiamo dicono la telefonata con mister Mimmo Toscano. Buon pomeriggio. Mimmo, ci sei? Buon pomeriggio a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito, mister. Allora, mister, stavamo focalizzando un po' la situazione del Cosenza, abbiamo anche Alberto Urban dall'altra parte che ci segue da Cava dei Tirreni. Saluto Alberto. Ciao Mimmo, un forte abbraccio Mimmo. Anche a te, grazie. E allora Mimmo, come inquadri questa situazione? Ho detto che tu insomma hai maturato tante belle esperienze in varie società.
Come inquadri questa situazione del Cosenza e questo tour de force, queste 8 partite finali? Noi l'anno scorso abbiamo raccontato poi il post-lockdown che è stato a favore di Occhiuzze, ne hanno parlato anche i giornali a livello internazionale. Allora, si parte da Ascoli e Cremonese con 29 punti insieme proprio alla Reggiana e poi un punto più giù c'è l'Ascoli di Sottile. Ma credo che queste 8 partite siano determinanti per la salvezza del Cosenza. È un momento particolare che credo che l'ambiente, la società, lo staff tecnico, i calciatori debbano unirsi e capire la via giusta da intraprendere per ottenere questa salvezza, perché poi c'è un gruppo dirigenziale, un gruppo di calciatori, un gruppo tecnico che ha fatto benissimo in questi 2 anni. Non è il momento di dare dei giudizi o di tirare delle somme, perché credo che sia giusto farlo a fine anno. In questo momento la cosa più importante, e credo che lo stiano facendo e lo faranno, trovare, ripeto, la strada giusta, perché ha le qualità e le potenzialità per potersi tirar fuori da questa zona salvezza. Però è importante passare da queste 2 partite e fare dei risultati, perché poi Roberto l'ha dimostrato la passata stagione che in un momento di difficoltà è stato bravissimo a fare un miracolo calcistico salvando direttamente il Cosenza, e credo che ce lo possa fare anche quest'anno, a patto che, come dicevo prima, si uniscono tutte le forze, si lasciano da parte il giudizio, le critiche, perché questo è il momento di trovare la soluzione giusta per uscire fuori da questa situazione. Qui con me ci sono Francesco Pirillo e l'altro collega Pier Giorgio Giorno di Cosenza Post e Lupi Sinacci. Una domanda per mister Mimmo Toscano e poi sentiamo anche il parere di Alberto Urban. Vai Francesco. Sì, ciao Mimmo. Ciao Francesco. Senti, volevo chiedere una cosa, che Serie B hai ritrovato a livello sia qualitativo che di competitività e di squadre che poi giocano ovviamente sia per vincere che per retrocedere? Ma sicuramente il solito campionato difficile, estenuante, ancor più quest'anno perché tante gare ravvicinate, tanti turni infrasettimanali, ma il livello alto rispetto agli altri anni, soprattutto dal punto di vista organizzativo, tante squadre molto organizzate, il livello tecnico alto, giovani interessanti, è un campionato in crescita rispetto agli altri anni. Mister, una domanda per te, perdonami. Il Cosenza secondo te si salverà direttamente oppure tramite i play-out? Ma credo che tutte le squadre invischiate nella corsa salvezza abbiano le potenzialità di salvarsi direttamente, tranne forse avrà qualche probabilità in meno il Pescara e l'Entella, perché sono un pochettino più distanziate, ma il campionato di Serie B ti riserva delle brutte o belle sorprese. Fare un filotto di risultati positivi o una serie di vittorie ti porta a vedere in modo positivo la situazione. Se non arrivano i risultati o qualche risultato negativo, poi entri nella negatività e magari non riesci a essere così lucido a uscire da questa situazione. Le partite sono sempre di meno, gli errori devi commetterli il meno possibile. Adesso l'errore ti costa, è più pesante rispetto a prima, quindi è il momento, se si vuole tirare fuori direttamente il Cosenza, è questo il momento. Grazie. Sentiamo Pier Giorgio e poi diamo la parola ad Alberto, vai. Io condivido quello che ha detto il mister, che tra l'altro lo ricordo per i suoi brillanti successi sulla panchina del Cosenza. E non solo. Sì, e non solo. Io ricordo l'anno scorso, per ritornare alle parole che ha detto Mimmo, che la Serie B è un campionato difficilissimo, io ricordo che il Perugia della passata stagione con il capocannoniere Iemmello a 10 giornate dalla fine era in lizza per un posto ai playoff e poi sappiamo com'è finita. Quindi in Serie B fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo respiro, mai mollare, perché non si sa mai come... L'anno scorso ci è capitato il Perugia, quest'anno potrebbe capitarci un'altra squadra, si parla del Pordenone. Io vedo un Pordenone molto in crisi, soprattutto da quando ha ceduto Dio
al Monza. E poi, non so se Mimmo è d'accordo con le mie parole, poi gli volevo fare una domanda sulla Ternana, visto che il mister l'ha allenata pure, cioè se si aspettava questo exploit di Lucarelli, che in Serie C sta battendo un po' tutti i record con la Ternana. È il nuovo toscano, diciamo. È il nuovo toscano, Ma sì. per quanto riguarda la Serie B, ripeto, è un campionato che come molli un attimo dal punto di vista mentale, pensi che magari il bel gioco, la bella partita possa essere benaugurante per il risultato, quando pensi che sei fuori da un obiettivo, 2 settimane dopo ti ritrovi dentro. La continuità di risultati, di prestazioni, ma soprattutto di vittorie ti portano a fare un campionato o per i playoff o per i playout, perché poi le classifiche di solito quest'anno un po' meno, sì, è sempre corta e i punti di distacco tra i playout e i playoff sono sempre di meno. Quest'anno un pochettino c'è stato un divario maggiore, e quindi la resistenza mentale, stare sempre sul pezzo, fare il risultato sempre è importante. Vedi il Pordenone, si è indebolito, magari era convinta di essere fuori dai play-out e magari pensare ai play-off, si è ritrovata adesso a guardarsi le spalle perché è in una zona pericolosa. È vero. La Ternana bisogna fare i complimenti perché sta battendo tutti i record possibili e immaginabili, con un ruolino di marcia incredibile, inarrestabile, in un campionato di Lega Pro, soprattutto il Girone G, dove ci sono delle squadre molto attrezzate. Fare questo percorso è una cosa straordinaria. Ci ha provato diversi anni a venire su il presidente, la città non ci è riuscita. Sono contento che quest'anno manca solo un punto per centrare questo obiettivo, perché sia la società che la città meritano di vincere questo campionato. Mimmo, non so se vuole chiederti qualcosa Alberto Urban, altrimenti ti lasciamo. Sì. Vediamo un attimo, Alberto. Volevo chiedere a Mimmo, no? Prego. Come mai i tuoi giocatori lì nella Regina non si sono calati subito nella categoria e poi purtroppo pagare sempre l'allenatore? E poi sarei un'altra domanda. Se tu avessi continuato, no, nella Regina, non ti avessero mandato via, e questo era il nostro auspicio perché ti conosciamo tutti come allenatore, adesso sei molto molto bravo, cosa poteva fare ancora questa Regina oggi? Guarda, con i se e con i ma si arriva un poco lontano. Aspettiamo voglio vedere la fine del campionato per capire tante cose che sono andate bene, che sono andate meno bene, per poi farmi un quadro completo della situazione. Per dire, Mimmo, giustamente per avere un quadro completo. Mimmo, cosa vuoi dire come ultima cosa ai tifosi del Cosenza, che sono in tanti che ci seguono? Ma credo che bisogna stare vicino, è un momento particolare, sì, dove magari bisogna aumentare tutte le energie, gli sforzi, e anche loro debbono fare. Poi ripeto, non è il momento dei giudizi o delle critiche, questo è il momento di spingere dei processi, di spingere questa squadra, perché poi per Cosenza mantenere la categoria credo che sia vitale, perché ho visto tante società retrocedere dalla B e fare tanta fatica a venire di nuovo su per i danni economici e soprattutto l'ambiente distrutto, che poi per riprendersi ci vuole del tempo, quindi mantenere la categoria è fondamentale e i tifosi credo che possano dare una grande mano e stanno vicino alla squadra. Grazie a mister Mimmo Toscano. Grazie e a voi. Auguri per la prossima Pasqua. Grazie Mimmo. Grazie, buona Pasqua anche a voi. Grazie. Allora, andiamo avanti. Alberto ci lascerà fra 10 minuti quando andiamo in pubblicità, perché poi abbiamo Reggio Calabria e vorrei che facesse qualche domanda anche al collega Giusva Branca, Alberto Urban, sulla Regina di Baroni. Vai. Leggo qualche messaggio? Vai. Ok, l'Ascoli si è rinforzato in difesa con un giocatore pronto. Cacciatore, ex Cagliari.
I nostri nuovi attaccanti sono infortunati o stanno in panchina. Con l'Ascoli la vedo difficile vincere. Antonio da Senigallia. Poi, se il Cosenza vuole salvarsi, si devono fare poche polemiche anche tra di noi tifosi, tutti uniti, società e tifosi. Okay. Alla fine la salvezza arriverà come l'anno scorso. Ai tempi di mister Di Marzio le partite si vincevano nel sottopasso prima di entrare in campo. Questo me lo puoi ce lo confermare spiegherà tu? Alberto adesso. Sì. Chi me lo può confermare? Alberto Urban. Magari io in precedenza non seguivo il calcio, quindi non sono informata. Ma tu potessi che nemmeno c'eri piccolina, no? Oh no, ai tempi 87-88. Come, Alberto? Non ho sentito bene la domanda. La domanda è che ai tempi delle squadre di Di Marzio, 87-88 in particolar modo, quella che raggiunse la Serie B dopo 25 anni, le partite si vincevano negli spogliatoi. Giustamente Stella Battaglia chiede, io non lo posso spiegare. Io ero piccolina, avevo 7 anni, non dice, posso saperlo. Che significato ha? Puoi aiutarci tu a capire? Ma veramente questo è vero, si preparavano veramente bene le partite, poi eravamo molto uniti tra i calciatori e quando si arrivava in campo si arrivava con la giusta tensione e quella voglia veramente di spaccare tutto sempre calcisticamente, e quindi veramente era sicuramente una cosa positiva questa, che ti metteva in condizione veramente di lottare per tutti i 90 minuti. C'erano le famose occhiatacce negli spogliatoi quando si usciva, no? E si salivano i gradini per entrare in campo, no Alberto? Era sempre, l'avversario era sempre un po' nemico, ecco, anche se lo conoscevi bene, e questo voglio dire è giusto che sia così, perché poi quando si fa una partita si va in campo, non si guarda in faccia a nessuno, perché bisogna pensare alla propria squadra, perché è la cosa più importante. Veramente c'era questa fame, no? Questa fame di andare e ottenere veramente il massimo. Allora, prima di lasciarci, vediamo se abbiamo Giusva Branca, ma nel frattempo c'è Pier Giorgio Giorno. Una domanda. Di campo, di sottopassaggio, se si ricorda un certo Cocco a Salerno. Cocco? Perché io che non è bello però. Io ho visto quella partita, secondo me, con le regole attuali, dopo 30 secondi, cioè, volevo chiedere a Alberto se si ricorda il trattamento che gli è riservato. Questo è vero, però questo trattamento a Salerno, quella partita lì è stata per tutti, anche per Michele Padovano. Però voglio dire, queste erano tutte cose che ci caricavano e ci portavano veramente a essere uniti. E mi ricordo quella partita lì, c'era arbitro Trentalance, che adesso credo sia presidente dell'AIA. Quindi voglio dire, sono partite storiche che rimangono nella mente di tutti, e vorrei che l'anno scorso, parlando con Occhiuzzi e 2 anni fa, diceva sempre: io parlavo sempre di quelle squadre lì per caricare la squadra. Spero che ancora adesso magari Roberto possa trasmettere quella rabbia che avevamo noi. Alberto, rimani qui perché abbiamo Giusva Branca da Reggio Calabria. Buon pomeriggio Giusva. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Grazie per aver accettato l'invito. Allora, non so se hai sentito prima Mimmo Toscano, si sta parlando un po' della situazione del Cosenza e naturalmente adesso introduciamo il discorso cara Stella Battaglia, tu che hai origini reggine, introduciamo la tua, tra virgolette, regina. La mia regina, vabbè. 2 trasferte, adesso attendono la formazione di Baroni, no? 2 trasferte in Veneto, Venezia e Cittadella, giusto Giusva? Sì, giusto, tra venerdì e lunedì a cavallo della Pasqua, tra l'altro. Credo che siano due trasferte che possano dire tanto rispetto al fatto che la regina possa provare ad ambire ad agganciare l'ultimo posto dei playoff in questa finale di campionato, oppure se si dovrà accontentare di un finale di torneo tranquillo. Che aria si respira lì e cosa si pensa? I tifosi pensano che i playoff, come dire, potrebbero essere agganciati? Ma ti dico, qua c'è un'aria abbastanza schizofrenica, perché la regina non riesce a dare continuità di prestazione, tante volte neanche di risultato, quindi si passa da partite come quella contro il Monza, in cui la regina è stata perfetta e ha dominato il Monza, che è le proprie del campionato, in cui la tifoseria sogna, la tifoseria ritrova la squadra che tante ambizioni aveva all'inizio del campionato. E poi ci sono partite successive, vedi la partita ad esempio di Brescia,
che ti fanno cadere le braccia, e allora si rinfoderano le ambizioni dicendo vabbè, salviamoci il prima possibile e via così. Adesso l'ultima gara prima della sosta è stata un colpo di fortuna, parliamoci chiaramente, perché il pareggio di Denis, oltre ad essere un capolavoro del calciatore argentino, è stato figlio di una serie di errori sotto porta del Chievo che non ha chiuso la partita. Ma adesso, come dicevo, tra Venezia e Cittadella credo che si capirà di più del campionato marano. Sentiamo Alberto Urban se vuole chiedere qualcosa al collega Giusva Branca sulla Regina. Alberto? No, volevo proprio, ha detto un po' tutto. Io penso che la Regina abbia un organico importante, ma può avere ancora tante chance di poter fare i playoff. Questo volevo chiedere. Giusva, hai sentito? Sì, lontano, mi chiedevo sulle chance di playoff, mi pare del capitolo. Sì, sulle chance playoff in queste ultime 8 gare. Non lo so, perché non sappiamo quale Regina aspettarci. Certamente sul piano tecnico la squadra messa in mano a Baroni, che sta facendo bene, è una squadra importante. Voglio dire, la società quest'anno ha ingaggiato 44 calciatori dall'inizio del campionato, 43. Insomma, è un bel numero. Senza ragazzi, tra l'altro, perché se da una parte tradisce evidentemente degli errori di valutazione, è evidente, dall'altra comunque ci sottolinea una capacità di spesa e di correzione degli errori importanti. Tecnicamente io credo che la Regina abbia i numeri per poter provare il salto finale. Certo è che deve darsi un'identità, perché personalmente, ma questa è la mia opinione, questo fatto di cambiare continuamente formazione e protagonisti in campo a me non piace. Poi per carità l'allenatore è Baroni e lui sa. Tecnicamente può provarci, però deve darsi in fretta un'identità. Eccoci, una domanda per Giusva, poi lo liberiamo, da parte del collega di Lupi Sinesce Cosenza Post, il nostro amico Pier Giorgio Giorno. Io credo che a questo punto del campionato la Regina, anche da matricola, i playoff li vedo sinceramente difficili, anche perché ha 2 trasferte difficilissime contro Venezia e Cittadella. Poi è chiaro, se vai su questi 2 campi e porti a casa punti importanti, allora poi cambia il discorso. Però per esperienza personale io da matricola mi guarderei più alle spalle che non in alto. Aspetta, ha detto prima Giusva che è una squadra schizofrenica, non sai quale Regina aspettarti, magari col Monza ti aspetti una Regina così e fai una grande partita e poi magari a Brescia, te l'ha spiegato prima. Sì, è vero, e condivido pienamente l'approccio da matricola. È anche vero che però una matricola non prende Denis, non prende Menez, non prende Cionek, non prende Edera, non prende Montalto e così via, non prende il portiere Nicolas, quindi matricola sulla carta. Bene, allora ringraziamo Giusva Branca e naturalmente auguri di buona Pasqua pure a te. Grazie per essere intervenuto Giusva, come al solito sempre disponibile. Grazie ancora. Allora Stella, noi possiamo salutare Alberto Urban, che dice? C'è qualche domanda che poi magari lo riguarda? Ad Alberto? Sì, vai con i messaggi. No, allora gli posso leggere qualche messaggio e vediamo cosa ne pensa lui più che altro. Alberto, puoi restare altri minuti con noi? 2 minuti fino alla pubblicità. Sì. Grazie. Ok. Allora, le prossime partite saranno determinanti contro Ascoli e Cremonese, sia per la classifica sia per l'ambiente. Quindi dobbiamo vincerle assolutamente entrambe, altrimenti ai noi, un'esclamazione, sì, la vedo dura per la salvezza. Siamo uniti e crediamoci. Secondo Alberto, quale sarà la quota salvezza per il Cosenza? Questa è una bella domanda. Oddio, non è facile perché è difficile, Alberto, è difficile anche per noi addetti ai lavori. Alberto, una domanda da $1 milione. Tu lo sai, Franco, no? Sono tanti anni che vedi ogni anno. È vero. Le ultime partite ci sono dei risultati talmente strani, no? Che non riesci mai, perché a vedere questa classifica qui a 8 partite dalla fine verrebbe facile dire 43-44, no? Guarda Alberto, tempo fa è intervenuto da noi Massimiliano Mirabelli e allora gli è stata fatta, ti ricordi Stella, questa stessa domanda, sì, e lui disse una forbice dai 44 ai 46. Sì. Lì io rimasi per la salvezza diretta. Dove però ci ha detto anche di aspettare. Brava, lì rimasi un po' sbigottito e dico ma come 44-46? Però mi pare che i fatti stiano dando ragione a Mirabelli,
Ma forse 46 vedo tanti, perché vedo squadre a 38, 38, a 37, il Pordenone a 34, dunque voglio dire una media di 8-9 punti per tutti in 8 partite mi sembrano tante. È difficile, bravo. Però 43-44 sì. 43-44 è un obiettivo che bisogna arrivare secondo me, perché comunque sono 3 vittorie, Franco, non è che parliamo di tante, voglio dire. Su 8 partite ci possono stare. Certo, poi oggi giochi in casa, giochi fuori, ormai abbiamo capito che senza pubblico non c'è più questo grande vantaggio, quindi oggi tutto è possibile. 2 parole per chiudere in 30 secondi al popolo rossoblu, ai tifosi che ti hanno sempre ammirato, voluto bene e hanno sempre tifato per Alberto Urban e per il Cosenza Calcio. E che oggi sono orgogliosi che chiaramente Alberto è ospite nostro telefonico. A Replay su Ten. Vai Alberto a chiudere. Ma io credo, Franco, che non c'è niente da dire a loro, ci hanno sempre aiutati, ci hanno aiutati tantissimo nelle ultime partite l'anno scorso e ancora di più saranno vicini alla squadra quest'anno. Certo, c'è il malumore durante la settimana, ma quando sta per iniziare la partita i nostri tifosi sono sempre con la squadra. Benissimo, grazie Alberto Urban, auguri di Santa Pasqua. Grazie Alberto. Grazie, un abbraccio a tutti. Grazie Alberto per essere intervenuto. Allora, mi pare che insomma sia Mimmo Toscano che Alberto Urban abbiano detto... Ah, c'è pure la pubblicità. Sì. Ok, allora ti devo interrompere di nuovo Franco. Tu vuoi sempre parlare, adesso è il momento della pubblicità. Torniamo fra pochissimo. Allora, terza ed ultima parte di Replay per questo 29 marzo 2021. Francesco, allora cosa vogliamo aggiungere dopo quella... Messaggi. Prego. Ok, allora vi ricordo il nostro numero per inviarci messaggi in diretta, 345 921 1221, lo ricorderemo anche alla fine, però vi volevamo precisare che il Replay ci sarà martedì 6 aprile alle ore 15, anziché lunedì, sia perché gioca il Cosenza e anche la Regina, e sia perché è Pasquetta, ognuno. Quindi il martedì noi ci rivedremo, martedì dopo Pasqua. Sì, infatti. Stavo introducendo il discorso di quello che hanno detto sia mister Toscano che appunto Alberto Urban. Sì, secondo me... Ma anche Giusva Branca per quanto riguarda la Regina. Come dicevamo anche a microfoni spenti, secondo me dai 40 ai 42 punti ci potrebbe essere il play-out. Sopra i 43 punti, secondo me c'è la salvezza diretta, 43-44 punti. Poi è chiaro che devi giocare, secondo me, come hai fatto l'anno scorso, tutte le partite per vincere. Cioè non puoi più accontentarti del punticino, ma devi andare su qualsiasi campo, perché poi non esiste né casa né trasferte, perché in pratica sono tutti campi neutri senza pubblico, quindi devi giocare senza, cioè non hai la pressione né del pubblico amico né di quello nemico. Come se giocassi in campo neutro. Devi andare lì e mi chiedono delle condizioni dei vari infortunati, in particolare Bamba, Crecco, vabbè, si è aggregato. C'è qualcosina che riguarda il portiere Falcone, sembra sia uscito questo discorso su un problemino al ginocchio. Sì, su Falcone mi sono documentato, il giocatore ha preso una piccola botta. Quindi è una contusione. Non dovrebbe essere nulla di che, mentre Gli e Crecco sicuramente saranno della partita con l'Ascoli. Mbakogu e Schiavi stanno provando a recuperare, però credo che sia con l'Ascoli che con la Cremonese sarà difficile vederli in campo, quantomeno in panchina, però sarà difficile. Abbiamo una telefonata. Buon pomeriggio direttore. Buon pomeriggio a voi. Salve. Massimo Cerri, ecco, stavamo parlando del Cosenza, ma il Catanzaro si sta comportando, cara Stella, veramente bene in questo campionato. Complimenti, è la prima volta che il direttore sportivo è il nostro ospite telefonico. Stiamo cercando di finire al meglio la stagione e abbiamo trovato questa continuità di risultati, speriamo di mantenerla fino alla fine. E insomma, con Calabro state andando veramente bene, a Catanzaro so che la tifoseria è abbastanza soddisfatta, c'è stato qualche momento particolare. Vogliamo inquadrare questa situazione dei playoff, perché mi ha sbalordito e mi sta sbalordendo ancora l'Avellino di Braglia, perché ha superato il Bari, che era praticamente la diretta concorrente della Ternana di Lucarelli. È riuscita con Ciancio, Maniero, qualche giocatore e direttore che noi conosciamo a mettere su una bella squadra, insomma, si sta giocando. Sì. Effettivamente anche il centrocampo, Aloi, D'Angelo, Carriero che avevo l'anno scorso a Monopoli,
De Francesco hanno un centrocampo forse tra i più forti del girone, e quindi adesso anche a loro hanno fatto 6-7 risultati utili che gli ha permesso di avvicinare, non dico la Ternana, però di consolidarsi al secondo posto. Vediamo se ci sono i colleghi qui che vogliono intervenire, Francesco Pirillo e Pier Giorgio. Vuoi chiedere qualcosa, Pier Giorgio, tu al direttore Cerri? Intanto saluto il direttore Cerri perché siamo rimasti in buoni rapporti fin dai tempi di quando lui era qui con Roselli come direttore sportivo, quindi, e lo ringrazierò sempre per averci portato qui Baclé, che è arrivato come un acquisto in sordina, però poi alla fine è stata la carta vincente che ci ha fatto vincere i playoff, quindi innanzitutto... Infatti io vi ricordo sempre con piacere, perché oltre a Baclé ho portato anche Mungo per farvi vincere i playoff. Sì, è vero, ed è rimasto lì il capitano Angelo Corsi, che è ancora lì. Sì. Mungo adesso è al Teramo, direttore, vero? Ma infatti è vero, adesso è al Teramo, sì. Volevo fare semplicemente un in bocca al lupo al direttore, perché sto seguendo la Serie C e devo dire che il Catanzaro, se non avesse trovato sulla sua strada due squadroni come Ternana e Avellino, Cerri ha costruito insieme a Calabro una squadra di tutto rispetto che secondo me nei playoff può dire la sua. Cerri, al direttore, questi playoff come si prevedono? Belli agguerriti, eh? Voi li avete vinti, avete visto come avete l'esperienza diretta. I playoff sono un torneo, va e viene bisogna la voce arrivare in buona condizione fisica e psicologica. È vero. E poi cercare di avere a disposizione i migliori giocatori e affrontare partita per partita. Sicuramente arrivare terzi o quarti dà dei vantaggi, perché magari le partite in casa a volte può bastare anche il pareggio. È vero, voi siete quarti al momento, al terzo posto il Bari. Sentiamo Francesco Pirillo e poi salutiamo il direttore. Siete due domande, direttore. Si aspettava questa debacle del Bari con il passare delle giornate, e secondo lei quale potrebbe essere la mina vagante poi dei playoff? Ma allora, non mi aspettavo che il Bari reggesse il secondo posto, però non è ancora detto, perché mancano 5 partite, adesso sta attraversando un momento difficile, però magari può riprendersi. In questo momento mi aspettavo di vedere il Bari secondo, sinceramente. Però poi, come anche voi mi insegnate, nel calcio ci sono sempre le sorprese, ci sono le squadre rivelazione, e in questo momento è l'Avellino che è secondo. Allora, ricordiamo che il Catanzaro giocherà sabato 3 aprile contro il Bisceglie, direttore, giusto? Alle 17:30. Esatto. Alle 17:30, mentre per quanto riguarda la Vibonese di Roselli con 31 punti, stavo guardando adesso la classifica che poi vi leggerà, no la classifica generale, no il prossimo è caduta la linea. Dicevamo la Vibonese di Roselli con 31 punti in zona praticamente play-out. Volevo chiedere al direttore appunto come inquadra questa situazione, perché poi Roselli è tornato alla vittoria dopo una serie di pareggi e una sconfitta, mi pare, e sì, poi sabato c'è pure Vibonese Bari, c'è Vibonese Bari sabato. Roselli ha fatto 5 pareggi consecutivi, poi una sconfitta con la Ternana che ci può stare, poi ha fatto la partita importantissima in casa contro il Teramo, che l'ha tirata secondo me temporaneamente fuori dalla... No, in 31 punti. O insieme, forse sono... non ricordo la classifica. Andiamo a vedere la classifica generale, Enzo Leonetti, la Serie C, per favore. Eccola qua. Infatti sì, infatti non la Eccola ricordavo qua, Vibonese, parlavamo dei play-out. Sarà con Potenza. Vado a leggerla? Sì, vai. Allora, troviamo al comando Ternana con 78 punti, a seguire Avellino 63, Bari 56, Catanzaro 55, Catania, Juve Stabia 49, Foggia 47, Teramo 42, Casertana 41, Palermo 39, Viterbese 36, Turris 35, Monopoli, Virtus Francavilla 34, Potenza 32, Vibonese 31, Paganese 27, Bisceglie 24, chiude la classifica la Cavese con 16 punti.
E allora ricordiamo, Stella, che il Catanzaro, come dicevamo col direttore, poi è caduta la linea, Pier Giorgio, scusami, ricordavamo che il Catanzaro giocherà... Sì, il Catanzaro giocherà il prossimo turno, sabato 3 aprile, Catanzaro-Bisceglie alle ore 17:30. Mentre la Vibonese incontrerà il Bari. Questa qui è anche gran bella partita alle ore 15, sempre sabato 3 aprile. Ok, torniamo a bomba allora, vogliamo andare a vedere il prossimo turno della Serie B. Se Enzo Leonetti ce lo manda dalla regia, che ringraziamo insieme a Michele Cava che dirige le camere. Allora Enzo Leonetti, la Serie B, prossimo turno. Allora, abbiamo la situazione del prossimo turno, la 31esima giornata di Serie B, vedremo venerdì 2 aprile in campo Cosenza Ascoli, Frosinone Reggiana, Pescara Pisa, Cremonese Empoli, Brescia Pordenone, Chievo Spal, Vicenza Cittadella, Lecce Salernitana, Venezia Regina, Virtus Entella Monza. Insomma, se lasciamo qui ai colleghi appunto la videata del prossimo turno, ci sono partite interessantissime sia per quanto riguarda l'alta classifica ma anche la bassa classifica, da Cosenza Ascoli, Cremonese Empoli, non dico che è un testacoda, però insomma una sconfitta della Cremonese e l'Empoli non lo so. Venezia Lecce Salernitana è il match clou di questa giornata, immagino. Sì, sì. Ma anche Frosinone Reggiana è una bella partita. Frosinone che ha cambiato l'allenatore, però se la Reggiana dovesse perdere o dovesse perdere anche il Frosinone sarebbe crisi nera. Avete visto che il vice di Grosso, possiamo tornare in studio, grazie, grazie. Il vice dell'allenatore Grosso che ha preso il posto di Alessandro Nesta a Frosinone è Stefano Morrone. Un in bocca al lupo a Stefano Morrone che è il vice di Grosso appunto nel Frosinone. Francesco, allora cosa vogliamo dire di queste gare che abbiamo? Questi prossimi turni, poi abbiamo anche quella del 5 che non è comparsa, però abbiamo due gare vicinissime. Due gare vicinissime, brava Stella. Ci sono diverse partite che, è ovvio che partiamo sempre dal presupposto che il Cosenza faccia risultati, ci sono diverse partite. La Regina abbiamo detto a Venezia. Che potrebbero dare una mano al Cosenza. È ovvio che però guardare in casa degli altri a questo punto della stagione penso che serva decisamente a poco. Come diceva Allegri settimana scorsa in una trasmissione, dice che nel calcio c'è sempre il cartoncino degli imprevisti. Il Cosenza deve cercare a questo punto di guardare partita per partita, perché fare tabelle a medio-lunga scadenza serve veramente a poco. Bisogna fare risultato, bisogna cercare di portare a casa queste vittorie, perché non ne serve soltanto una, ne serve più di una per cercare di blindare questa classifica e poi, come diceva lui prima, resettare tutto, ma resettarlo in maniera seria, non come è stato fatto negli ultimi anni, perché quello degli ultimi anni sono stati dei reset diciamo deficitari. Diciamo che quest'anno sul reset non c'è stato nemmeno tempo di farlo, perché tra la pandemia è finito un campionato e è iniziato un altro, quindi è stato anche difficile, però il prossimo anno, col fatto che il direttore sportivo, come abbiamo più volte ribadito, andrà via, Eugenio Guarascio dovrà capire che cosa vuole fare da grande. Noi ci auguriamo soprattutto di mantenere la categoria, perché un conto è confrontarsi con squadre e realtà di B, un conto è tornare nell'inferno della Serie C, che abbiamo visto che ci sono voluti 15 lunghissimi anni per tornare in B. Quindi io, come l'aveva detto Gianni Di Marcio, meno di 10 anni ci vogliono. Sì, come ha detto Francesco Pirillo, bisogna guardare non a lungo termine ma al presente. Il presente si chiama Ascoli, quindi se la squadra di Occhiuzzi avrà il carattere e l'orgoglio della passata stagione, iniziasse a battere in casa l'Ascoli, perché battendo l'Ascoli non solo, secondo me, miglioreresti tantissimo la classifica, ma sarebbe veramente una botta per il morale tuo e manderesti sotto i tacchi quello dell'Ascoli. Quindi la partita clou, Franco, è questo venerdì. Inutile giocare come abbiamo fatto adesso per il punticino, per il pareggino, perché ormai non serve più a nulla, bisogna scendere. Poi ci può pure stare che alla fine gara pareggi, però devi giocare tutte le partite per vincere. Stella, la prossima puntata sarà molto molto interessante e ricca di contenuti. Perché abbiamo due gare nell'arco di due del pochi Cosenza giorni. E due della Regina. Assolutamente sì. Poi parleremo anche del Crotone che andrà a giocare a Napoli. Tra i tanti messaggi c'è questo che mi piace. Buon pomeriggio, un appello ai calciatori: non siete inferiori a nessuno. Bravo. Mettete tutta la grinta possibile e immaginabile e tanta cattiveria, che otterremo la meritata salvezza.
un appello ai tifosi: fate arrivare alla squadra l'amore e l'affetto. È davvero bello da leggere. Sì, sì, è un messaggio molto bello, ma ne arrivano tanti che per rispondere a quel tifoso telespettatore di prima, quando dicevamo che in effetti si ha paura, si teme che, insomma, la tifoseria teme che possa perdere questa Serie B, si vede nell'accorato appello, caro Pier Giorgio, caro Francesco, di questi tifosi che chiedono ai giocatori praticamente tanta cattiveria un impegno, sotto porta, cattiveria agonistica, grande determinazione di sudare la maglia, come hanno sempre scritto, ma l'impegno deve essere al massimo. Poi, come diceva Pier Giorgio, se poi l'Ascoli o la Cremonese sono più bravi di te, chapeau, tanto di cappello. Franco, se non erro, tu avevi un messaggio ricevuto dalla Spagna. Sì, sì, avevo un messaggio la volta scorsa, un certo Manu, che l'avevo... Non so se lo vuoi leggere perché io non ce l'ho. Dovrei averlo tra quelli che praticamente avevo, come dire... Vedi se lo trovi, altrimenti avevo pazienza. Archiviato perché non c'era stato il tempo per leggerlo. In effetti diceva questo, che Cosenza è una squadra un po' particolare, bulimica l'aveva, ecco, questo me lo ricordo, una squadra bulimica l'aveva definita, però dice stiamo tutti insieme, eccetera, perché alla fine poi bisogna programmare le varie stagioni, e sperava e spera naturalmente che il Cosenza possa appunto restare in Serie B. E se non ricordo male, Manu da Barcellona, che salutiamo. Ma è un calabrese? Penso proprio di sì, perché sarà un tifoso del Cosenza che lavora in Spagna. Siccome non ero riuscito a leggerlo la volta scorsa, perché ci ha seguito sicuramente attraverso per i tanti messaggi, anzi tu puoi andare avanti, eventualmente se lo trovo ve lo leggo tranquillamente. Sì, allora, buongiorno, non attacchiamoci agli errori presunti arbitrali a Reggio Emilia, rigore netto per fallo di Tiritiello, non fischiato. Ciao a tutti, mi spiace contraddirvi, ma i tifosi del Cosenza sono più che attaccati alla maglia e lo hanno dimostrato con i fatti. Subiamo tantissimi tiri in porta, ne facciamo pochissimi. Buon pomeriggio a tutti, voglio bene a Roberto Chiuzzi, sono contento che è alla guida del Cosenza, però secondo questo telespettatore, quindi questo tifoso, sta facendo e ripetendo sempre i soliti errori. Può darsi che non li ripeta più in queste 8 partite, no? Che diamine. Cerchiamo di essere un attimino più positivi. Ecco il messaggio, ti interrompo, Manu da Barcellona dice: oggi il Cosenza è una squadra bulimica, non bella da vedere, che lotta solo a tratti, secondo me. Dice l'amico di Barcellona in Spagna. Un peccato veramente, perché è evidente che non tutti sono coscienti dell'importanza, caro Francesco, quello che dicevamo prima, della Serie B per tutta la città di Cosenza e per la provincia, Guarascio in primis. Esigiamo rispetto per il grande popolo rosso-blu. Saluti Manu da Barcellona, Spagna. Grazie Franco. O no? Mi pare che l'abbiamo letto, perché l'altra volta era scappato, tra virgolette. Allora Stella, vogliamo andare avanti se ci sono altri messaggi, altrimenti io vado praticamente a fare qualche altra domanda agli ospiti. Sì, puoi procedere con le domande, io adesso smisto un po' di messaggi. L'altro giorno il Corriere dello Sport praticamente ha pubblicato di questa tensione che c'è sia a Cosenza, con quello che ha detto in apertura Stella, gli striscioni eccetera eccetera, ma anche a Reggio Emilia, soltanto che a Reggio Emilia sono state prese di mira le macchine dei calciatori, e lì sono atti naturalmente da stigmatizzare, perché in effetti anche lì a Reggio Emilia, quindi i giocatori della Reggiana, non attraversano un buon periodo di forma, perché vengono da 4 sconfitte consecutive e poi il pari con il Cosenza. Ecco, quanto possono influire questi stati d'animo, queste situazioni in una squadra che lotta, caro Francesco, per la salvezza? Possono influire tanto nel momento in cui si ha una squadra con poca personalità, nel senso che ci sono... È inutile dire che al poi la Reggiana è una squadra che è salita quest'anno, quindi è inutile dire che in determinate piazze i giocatori devono vivere la tensione, devono avere le spalle larghe per sopportare poi quella che è la tensione sia in campo sia fuori dal campo. Il fatto che quest'anno si giochi praticamente senza pubblico, per certi versi è una nota positiva, nel senso che insomma, sentirsi fischiati o sentirsi contestati alla fine di ogni partita non è facile. Invece giocare senza pubblico in un certo senso ti dà anche un pochettino più di tranquillità.
È ovvio che però poi bisogna anche gestire quello che avviene fuori dal terreno di gioco, perché poi avviene sui social, che avviene soprattutto sui social, che avviene sugli organi di informazione, perché poi non è che uno può magari far finta di nulla e dire va tutto bene Madama la Marchesa. Purtroppo non va tutto bene, i risultati sono lì a dimostrarlo. Io l'unica cosa che non mi sento, diciamo, di sposare in toto è il fatto dei ripetuti errori da parte di Occhiuzzi, perché io non penso che un allenatore scelga dei giocatori per farsi male, nel senso per giocare contro se stesso, e soprattutto non capisco questa cattiva lettura delle partite. Forse si riferiscono a qualche sostituzione. Ma è normale che poi così come, anche perché lui, insomma, il giocatore ti sbaglia il gol oppure qualche altro giocatore. Cioè, io faccio sempre degli esempi: se tu vai a 1-0 a Lecce e dopo 4 minuti pigli calcio di rigore, Occhiuzzi poi che ti può fare? Oppure se Occhiuzzi ha la necessità di fare un determinato tipo di sostituzione, mette dentro un giocatore che ti va a perdere palla perché deve fare l'uscita palla al piede al limite della tua area di rigore e pigli il gol. Cioè, l'allenatore a quel punto che cosa... Fermo restando che magari alcuni errori sono stati fatti. Anche per la sua poca esperienza. Ma come li fanno tutti poi d'altronde? No? Li fanno allenatori più navigati, li fa sicuramente anche... Li fanno anche quelli più navigati, insomma. Pier Giorgio, mi scrivono, secondo Pier Giorgio, quale potrebbe essere la formazione, il modulo sempre 3-4-1-2 contro l'Ascoli? Penso proprio di sì. Sì, ormai penso proprio di sì, e anche perché siamo arrivati a 8 giornate dalla fine. Abbiamo visto che quando Occhiuzzi ha cambiato poi è ritornato subito sui suoi passi, quindi credo che nella partita contro l'Ascoli sia soprattutto fondamentale recuperare Crecco, che nella partita di Reggio Emilia è stato uno dei migliori, con l'assist per Ghiozzi, pure lo stesso Ghiozzi, perché è stato tanto criticato, però comunque è arrivato quasi in doppia cifra, cioè è arrivato a 7 gol, a dimostrazione che se qualche palla in aria arriva, insomma Ghiozzi c'è. E poi sperando di ritrovare il miglior Trotta e soprattutto il miglior Tremolada, perché anche Tremolada io l'ho visto un po' in calo nelle ultime partite, perché ma l'ha ammesso pure lui, nelle prime partite ho visto un giocatore, nelle ultime partite ho visto un giocatore in calo. Mi auguro che questa sosta gli abbia fatto bene, perché con un Tremolada in forma ti può cambiare la squadra da così a così. E allora, Stella, non so se siamo in chiusura, possiamo ancora continuare? Ok, siamo vai a leggere i messaggi. No, la regia ci dice ancora no. Buon pomeriggio, è partito del dentro fuori. Se vogliamo tentare la salvezza diretta, ovviamente con uno sguardo agli altri campi. Diversamente, giornata dopo giornata, dobbiamo cercare di mantenere i play-out, cosa che è alla portata dei ragazzi del Cosenza. Dei due mali e il minore, no? Ovvio. Se andiamo poi, ci stanno un po' di messaggi negativi, se andiamo in Serie C la promozione la vedremo il prossimo anno 2050, insomma. Sì. Quindi da qui a qualche anno. Da qualche anno. L'abbiamo detto, Stella, l'abbiamo già detto. Con Vicenza e Reggiana siamo andati in vantaggio 2 volte e abbiamo perso 4 punti. Io non ho capito l'atteggiamento della squadra e i cambi di Occhiuzzi senza furbizia. Gli avversari hanno dimostrato più rabbia e cattiveria sotto porta. Ma adesso probabilmente la dimostrerà pure il Cosenza, perché ormai siamo alla setta finale. Come hanno detto gli ospiti, come ha detto Mimmo Toscano, come ha detto Alberto Urban e chi è intervenuto, cioè non ci sono più partite. Sì, ormai sono 8 e basta così. Certo, sono infatti. 24 punti a disposizione, cara Stella, e man mano che passa... Chi ne fa di più? Ormai, caro Franco, le chiacchiere stanno a zero. Parlerà il campo, mancano 8 giornate, quindi è inutile parlare di schemi, controschemi. Calcoli matematici. Il campo. Ah, sì. Cioè, se i giocatori hanno i cosiddetti attributi e se hanno deciso di stare zitti, se i giocatori decidono di cacciarli fuori, soprattutto contro l'Ascoli, perché io dico che la partita con l'Ascoli è fondamentale per garantirti quantomeno un play-out, perché non sarebbe nemmeno una vergogna salvarti con uno spareggio, però devi battere l'Ascoli, cioè poi non lo so il campionato con l'Ascoli che ripetiamo ha preso Cacciatore, che era svincolato, si allenava già con la formazione di Sottil da un mesetto a questa parte, aveva avuto un problema al polpaccio. Cacciatore ex Chievo, ex Cagliari, e il nuovo esterno destro dell'Ascoli potrebbe essere tra i disponibili per la partita di Cosenza. Stella, se c'è qualche altro messaggio, altrimenti noi possiamo salutare. Ok, allora io volevo ringraziare i nostri ospiti in studio,
Francesco e Pier Giorgio Grazie a voi per aver accettato il nostro invito e sono venuti qui chiaramente a interloquire anche con voi direttamente attraverso i vostri messaggi. Ringraziamo i nostri ospiti telefonici, il coordinatore della trasmissione. Noi quando ci vediamo, Stella? Franco Segreto. Noi auguriamo innanzitutto buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti. Vi ricordiamo la nostra replica questa sera alle ore 23, Teleeuropa Network, canale 10 del digitale terrestre, e in live con replay ci troviamo martedì 6 aprile, ore 15, sempre qui. Grazie per averci seguito. Arrivederci.